Buongiorno da Sicilia 24, i titoli. Investito e ucciso sulle strisce pedonali in Corso Italia a Catania, individuato e denunciato il pirata della strada, deve rispondere di omicidio stradale e omissione di soccorso. Bagheria pestato dal branco all'uscita di scuola, 14enne finisce in ospedale, l'aggressione per gelosia dopo un selfie con una ragazzina. Rapina a mano armata a Mister Bianco, derubato dell'intero incasso il dipendente di un distributore di benzina, arrestato il ladro. Protesta trattori, nuova assemblea di agricoltori e allevatori sulla Palermo-Sciacca. Disagi per i pendolari dello stretto, salta la corsa in decine e restano sulla terraferma, il Codacons presenta un esposto. Dai bambini del mondo ai bambini della pediatria, ad Agrigento prende il via il Festival internazionale Mandorlo in fiore. Calcio, dobbiamo fare punti, le parole di Michele Zeoli prima della partita del Catania contro il Potenza che inaugura il suo nuovo ciclo in panchina rossa-azzurra. Domani il Messina rende visita alla vice capolista Benevento. In Serie B occasione importante per il Palermo che domani gioca in casa del Lecco, ultimo in classifica. Corini crede ancora alla promozione diretta. Bentrovati, è arrivata una svolta nelle indagini sull'incidente mortale avvenuto lo scorso 1 marzo in Corso Italia a Catania e costato la vita ad un anziano che è stato travolto sulle strisce pedonali. Il pirata della strada sarebbe un 63enne che inizialmente aveva finto di essere un soccorritore. Emanuela Corsi. È stato identificato anche grazie alle telecamere di videosorveglianza il responsabile dell'omicidio stradale avvenuto in Corso Italia a Catania, nel quale è morto il 94enne Agatino Botta. Il pirata della strada sarebbe un 63enne residente nella provincia di Catania che si trovava a bordo di un Audi A4. Secondo la ricostruzione degli investigatori erano circa le 8:30 del 1 marzo. La vittima, portiere in pensione residente nella zona, stava attraversando il Corso Italia all'altezza di questo incrocio con il viale Libertà quando è stata investita dall'auto. Il conducente, secondo quanto riferito da alcuni testimoni e confermato dalla questura di Catania, si è fermato ed è sceso dall'auto per alcuni minuti. Agli agenti che nel frattempo avevano raggiunto il luogo dell'incidente si era qualificato come un semplice soccorritore perché aveva notato l'anziano a terra. I poliziotti a quel punto lo hanno lasciato andare mentre l'anziano è stato trasferito in ambulanza al pronto soccorso dell'ospedale Garibaldi Centro. Agatino Botta però non è riuscito a superare la notte ed è deceduto nel reparto di ortopedia e traumatologia dove era stato ricoverato per una frattura al femore. 2 giorni dopo il conducente dell'Audi si è presentato in commissariato spiegando di aver appreso della morte dell'anziano dalla stampa e di avere il dubbio se la vittima fosse stata investita da lui o fosse caduta autonomamente mentre sopraggiungeva la sua auto. Sulla vettura sono stati disposti appositi rilievi, mentre sulla salma dell'anziano sarà eseguita l'autopsia. L'automobilista è indagato per i reati di omicidio stradale e omissione di soccorso. In azione a Bagheria nel Palermitano ha mandato in ospedale un 14enne pestato per un selfie con una ragazza che poi è stato diffuso sui social. Sentiamo Manlio Viola. Pestato a sangue in una vera e propria spedizione punitiva per un selfie con una ragazza postato sui social. Vittima un ragazzino di appena 14 anni raggiunto all'uscita di scuola e attirato nei pressi di un distributore di carburanti dove lo attendevano in 6 o 7, tutti coetanei o poco più grandi di lui, appunto per pestarlo. Il ragazzo che frequenta il liceo scientifico Giuseppe D'Alessandro di Bagheria, a pochi chilometri da Palermo, sarebbe rimasto vittima del branco che ha agito mosso dal fidanzato della ragazzina con cui il giovane ha postato il selfie. Il giovanissimo si è dovuto rivolgere al pronto soccorso dove è stato medicato e refertato con una prognosi di 5 giorni. L'aggressione si è consumata a inizio settimana, ma già giovedì il ragazzo era tornato a scuola. L'episodio è stato però denunciato e sul branco indaga ora la polizia che ha acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza degli esercizi commerciali della zona, compresa la stazione di rifornimento. Il movente della gelosia deriva dalle dichiarazioni di alcuni ragazzi della stessa scuola ascoltati dalle forze dell'ordine. La scuola è da tempo impegnata in attività contro la violenza, il bullismo e il cyberbullismo, ma l'aggressione è avvenuta fuori dai locali dell'istituto, anche se cresce la preoccupazione da parte del corpo docente per un episodio che viene considerato inaccettabile.
I carabinieri di Mister Bianco hanno arrestato un uomo di Paternò per rapina a mano armata ai danni di un dipendente di un distributore di benzina. I fatti risalgono a ieri, quando la vittima, che lavora in una stazione di servizio, si è recato presso una banca di Mister Bianco per versare l'incasso della giornata, pari a 2.200 euro, ma come si vede dalle immagini la sua auto è stata affiancata da quella del ladro che, pistola in pugno, gli ha aperto lo sportello e, minacciandolo, si è fatto consegnare il denaro. Stiamo vedendo proprio queste immagini. E adesso parliamo della protesta dei trattori, arrivata al 44esimo giorno di mobilitazione. Oggi assemblea sullo scorrimento veloce Sciacca-Palermo, un'altra grande manifestazione in programma nel capoluogo per domenica 24. Simona Mazzone. Non spengono ancora i motori e nel 44esimo giorno consecutivo dall'istituzione di un presidio permanente, gli aderenti al movimento spontaneo degli agricoltori della Valle del Belice oggi hanno tenuto una nuova protesta sul tratto dello scorrimento veloce Sciacca-Palermo in contrada Gulfa. È solo uno dei tanti presidi che fanno capo alla protesta dei trattori, dalle sedi del Parlamento europeo attraversando l'Italia fino ad arrivare in Sicilia, dove si sono creati movimenti spontanei di agricoltori intenzionati a non mollare. Sul posto anche alcuni degli 11 sindaci del comprensorio, i quali 10 giorni fa hanno firmato la richiesta all'indirizzo del presidente siciliano Schifani e dell'assessore regionale all'agricoltura San Martino, al fine di raggiungere i manifestanti. Ma fino ad oggi, spiegano attraverso il loro portavoce Gaspare Lamarca, dalle istituzioni regionali non è arrivata alcuna risposta. Si dicono delusi e amareggiati, ma non ci rassegniamo, è il loro grido, e la protesta continua per uno dei settori che oggi non produce più reddito. Abbiamo bisogno di provvedimenti straordinari, a partire dal prezzo minimo garantito, spiegano, bocciando categoricamente quelle che chiamano blande misure fiscali o le limitazioni sull'utilizzo dei fitofarmaci, interventi che non darebbero le risposte che cercano. Allevatori e produttori agricoli hanno annunciato la propria partecipazione ad una grande manifestazione di protesta in programma a Palermo il prossimo 24 marzo. Insieme agli agricoltori interverranno i rappresentanti del mondo della pesca, anche questo un settore che sta attraversando una profonda crisi. E a Catania, nel carcere di Piazza Lanza, è stato messo a ferro e fuoco un intero reparto con da 15 detenuti, 7 gli agenti feriti. Siamo stanchi e scoraggiati, dicono dal SAP, il sindacato autonomo di polizia penitenziaria. Adesso basta. Emanuela Corsi. È arrivato il momento di dire basta. Il personale di Piazza Lanza è stanco e scoraggiato. Si continua a denunciare con forza la grave carenza organica e la drammaticità delle condizioni lavorative, ma nessuno ci ascolta. È l'ennesimo appello lanciato dal SAP, il sindacato autonomo della polizia penitenziaria, dopo i fatti accaduti giovedì pomeriggio nel carcere catanese di Piazza Lanza, dove un reparto è stato messo a ferro e fuoco da 15 detenuti. I carcerati, tutti catanesi, hanno dato inizio ad una sommossa all'interno del reparto Simeto contro il personale del carcere impegnato in una perquisizione straordinaria. Il gruppo di detenuti si è scagliato contro i poliziotti con pugni e calci, utilizzando anche bastoni ricavati dai piedi dei tavolini. 7 agenti sono rimasti feriti, tra questi 4 sono finiti in ospedale. Uno di loro ha riportato una frattura costale con una prognosi di 30 giorni. Sussiste in atto una gravissima carenza organica, così come vi è una problematica nella gestione dei cosiddetti detenuti psichiatrici. Pochi giorni prima in un altro reparto era stato ferito un altro agente, colpito violentemente con pugni e schiaffi al viso da un detenuto tossicodipendente con presunti problemi psichiatrici, che cercava con forza di oltrepassare il cancello di sbarramento del reparto. Il sindacato chiede quindi che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria invii i rinforzi necessari. Il SAP ha chiesto anche di poter avere in uso la nuova tecnologia del taser, già in uso alle forze dell'ordine all'esterno. Lo scorso anno le aggressioni ai danni degli agenti nelle carceri siciliane furono più di 40.
Come ogni sabato, anche oggi, dopo il telegiornale, andrà in onda la trasmissione Il Punto di Luca Ciliberti, che ci ha raggiunto in studio. Di cosa vi occuperete oggi? Buongiorno Adelaide, oggi parleremo di sicurezza, di cortei, di manganelli, perché questo è un momento delicato per la politica italiana, dove lo scontro tra i manifestanti e le forze dell'ordine a Pisa, ci sono stati anche scontri in Sicilia, a Catania nei mesi passati, e potrebbe anche decidere il futuro della politica. Quindi lo scontro è in atto tra governo e opposizione. Allora noi lo racconteremo con i nostri politici nazionali. Ci saranno due senatori, il senatore Sallemi di Fratelli d'Italia, la senatrice Bevilacqua del Movimento 5 Stelle, ci sarà il segretario di Sinistra Italiana e poi i sindacati di polizia e carabinieri per vedere cosa ne pensano loro di questi scontri, come li vivono ogni volta. Quindi parleremo, il tema centrale appunto sarà la sicurezza e i cortei e le manifestazioni e le regole soprattutto. Poi ci sarà una bellissima buona notizia che è dedicata ai cani disabili. Restate lì, è curiosa, ve la racconteremo durante la nostra trasmissione con la nostra Assia La Rosa e poi basta, insomma, vedetevi la trasmissione, allora certo. Subito dopo il TG. Grazie Luca, noi proseguiamo, l'appuntamento dunque alle 14:30 con Il Punto. Acque agitate nello stretto, esposto del Codacons dopo che giovedì mattina è saltata la corsa dell'aliscafo Reggio Messina con diversi pendolari rimasti a casa. Liberty Lines replica annullamento dovuto alle condizioni meteo marine avverse. Ma sentiamo di più da Francesco Triolo. Acque agitate sullo stretto, soprattutto per i pendolari. Il Codacons ha annunciato un esposto dopo che la mattina di giovedì l'aliscafo Reggio Messina delle 8:50 è stato cancellato, i pendolari lasciati a piedi. La motivazione ufficiale alla base della cancellazione delle corse è il maltempo, ma diversi pendolari hanno evidenziato come già la sera precedente fosse impossibile acquistare il biglietto per quella corsa. I disagi per i pendolari dello stretto, spiega il Codacons, sono continui, dato che anche la Blue Jet, società del gruppo Ferrovie dello Stato, ha annullato all'ultimo momento e senza alcun preavviso la corsa a 00:20, lasciando a piedi al porto di Villa San Giovanni in piena notte al freddo numerosi pendolari, tra cui una famiglia con disabili, di cui una addirittura in sedia a rotelle. Il Codacons ha annunciato che chiederà l'intervento del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, della Regione Siciliana e dell'Autorità Garante della Concorrenza e Mercato, che già si è occupata di un analogo caso. A stretto giro è arrivata la replica di Liberty Lines, che sottolinea come la corsa cancellata sia parte di una linea che ha origine a Salina alle 5:30 ed in caso di condizioni meteo marine avverse la nave non parte e quindi non può compiere l'intero itinerario programmato. Una decisione che spetta al comandante della nave, coadiuvato dalla strumentazione di bordo e dalle informazioni relative alle condizioni meteo marine dello scalo di partenza, del mare aperto e dello scalo di arrivo, che ne valuta la fattibilità del viaggio in maniera da poter garantire la totale sicurezza dei passeggeri o del mezzo, e quando la società viene a conoscenza di qualsiasi ritardo o omissione provvede a divulgare la notizia inviando un SMS ai passeggeri già in possesso di biglietto ed informando tutti gli altri attraverso il proprio sito web. Altre novità dal Bosnia Gate: decine di studenti hanno in mano titoli farlocchi per i quali hanno pagato fino a 20.000 euro. La conferma adesso arriva dal Ministero italiano dell'Università, che specifica: mai stipulato un accordo bilaterale tra l'Italia e la Bosnia per il riconoscimento dei titoli universitari in questione. Nell'inchiesta sono indagati il rettore del Dipartimento Messina, il figlio Dario, e il marsalese Salvatore Culotta, contestati i reati di truffa, riciclaggio e irregolarità fiscale. Non potranno essere trasferiti oggi dall'hotspot di Lampedusa i migranti, dove sono ospitati in 383. Il traghetto veronese, a causa delle avverse condizioni del mare, ieri sera non ha mollato gli ormeggi da Porto Empedocle. Nella notte intanto sono sbarcati nell'isola 138 migranti che viaggiavano su una barca di legno di 11 metri. Adesso una breve pausa, tra poco. Weekend all'insegna del folklore ad Agrigento per l'inizio della 76esima edizione del Mandorlo in Fiore. Questa mattina il gruppo folk del Costa Rica, che partecipa al Festival Internazionale I Bambini del Mondo, si è esibito per i piccoli pazienti dell'ospedale di Agrigento. Davide Sardo.
Dai bambini del mondo ai bambini della pediatria. L'omaggio di un gruppo folk dei piccoli del Costa Rica ai degenti del reparto pediatrico dell'ospedale di Agrigento inaugura il 21esimo Festival internazionale dei bambini del mondo e la 76esima edizione della festa o sagra del Mandorin Fiore nella città dei templi. Mattinata di svago e divertimento per i bambini degenti che hanno assistito ad uno spettacolo nella sala della ludoteca. Un momento di emozione, un momento di gioia, un momento di solidarietà, un momento di pace. E proprio di pace ne abbiamo bisogno quest'anno, anche perché vedendo ogni giorno le TV nazionali si apprende quello che sta succedendo in varie parti del mondo. Quindi è una manifestazione di affetto. Siamo il gruppo di Costa Rica, siamo molto felici di essere qua. Con la nostra arte, nostra musica e per le bambini. Questo è sempre stato un grande gesto che abbiamo voluto fare, di iniziare proprio il Festival dei Bambini del Mondo e anche il Mandorlo Fiore con un piccolo gesto d'amore e di allegria per i bambini che sono degenti qui all'ospedale pediatrico. La Kermesse Folk ad Agrigento prosegue. Questa sera al Teatro Pirandello un concerto di musica etnica. Domani mattina nel centro cittadino la prima sfilata dei gruppi internazionali, regionali e dei bambini del mondo. E così poi nel corso dell'intera settimana con tante altre iniziative fino alla domenica conclusiva innanzi al Tempio della Concordia con la consegna del Tempio d'Oro al gruppo vincitore. E a Catania oggi è stata presentata la 12ª edizione di Etna Comics, che quest'anno sarà allestita alle Ciminiere dal 6 al 9 giugno. A firmare il manifesto del festival è Zero Calcare, che dedica questa edizione ad un grande personaggio della letteratura siciliana. Simona Mazzone. C'è il premio Nobel Luigi Pirandello nell'immagine del manifesto che rappresenta l'edizione 2024 di Etna Comics, che quest'anno spegne 12 candeline e che tornerà a Catania dal 6 al 9 giugno. Lo straordinario autore siciliano è raffigurato dalla penna di Zero Calcare, primo ospite confermato del Festival del Fumetto, del Gioco e della Cultura Pop, che si è ispirato alle maschere di Uno, Nessuno e 100.000. Tanta attesa e un po' di mistero sugli altri nomi. Abbiamo breve qualche conferma di ospiti che vengono dal mondo del cinema, quindi non mi fate sbottonare. In questi giorni faremo una serie infinita di annunci di ospiti che sono in cantiere già da diverse settimane. Abbiamo aspettato il lancio del manifesto per fare tutti gli annunci possibili. E quest'anno Etna Comics pensa in grande, aperta a tutti, tanti spazi e nessuna barriera. Non ci saranno barriere architettoniche perché saremo tutto su un piano. Come sapete non avremo la disponibilità del padiglione F1. Quindi ci siamo allargati in altro senso, sarà una manifestazione aperta e all'aperto. Non solo le Ciminiere, storica location, ma anche diversi eventi collaterali legati al festival in altrettanti punti della città. Utilizzeremo degli spazi esterni alle Ciminiere, tipo vicino alla stazione, Piazza Giovanni XXIII, via Archimede, e utilizzeremo il Comune, ci ha dato la possibilità di utilizzare alcune stanze del Palazzo della Cultura per fare una mostra che sarà aperta al pubblico e gratuita, in cui racconteremo i 70 anni della TV con delle opere del maestro Cavazzano. Non mancheranno le aree tematiche e poi tante mostre e corsi di scrittura creativa. Breve pausa e poi la pagina dedicata al calcio. Sentiremo le prime parole del nuovo allenatore del Catania, parleremo anche del Messina e del Palermo. A tra poco. Eccoci al calcio. Si è da poco conclusa la conferenza stampa di Michele Zeoli, nuovo allenatore del Catania, che ha preso il posto di Lucarelli. Ascoltiamo le sue parole in vista del match di domani con il Potenza. Marco Carli. Ricominciamo, se lo sarà ripetuto anche Michele Zeoli in questi giorni, lui che l'anno scorso da secondo di Ferraro in questo periodo si preparava a festeggiare la promozione, adesso invece di nuovo alla guida della prima squadra dopo il breve interregno di novembre, chiamato ad invertire la rotta dopo 6 mesi orribili in campionato. Sono stato chiamato per aiutare e credo che sia la cosa più bella questo. Se dovessi mettere da parte davanti le mie ambizioni, il mio io, il mio modo di pensare,
il calcio, in questo momento farei il più grosso errore della mia vita. Zeoli è un esempio di amore per il rosso-azzurro, un uomo del club che gode della piena fiducia della dirigenza. Alla presentazione di oggi al suo fianco sedeva il vicepresidente Grella. Per la prima partita con il Potenza dovrà subito fare i conti con le assenze: Teio squalificato, Di Carmine e Quaini infortunati, anche Chiricò, Welbeck e Bois si sono fermati nell'ultima partita, mentre Rapisarda si è allenato, ne va solo valutato l'utilizzo. Si va verso la difesa 4 con 3 interpreti in mediana e in 3 là davanti con il rilancio di Chiarella, probabilmente dal primo con Cicerelli e uno fra Costantino e Cianci. Occhio a Peralta, che potrebbe anche partire da mezzala e consentire il cambio di sistema in un 4-2-3-1. C'è da fare i punti. Il vicepresidente e il presidente dice che lui la classifica non la guarda, invece io la devo guardare, la devo far guardare ai calciatori, perché quella è la realtà. Catania Potenza sarà come sempre seguita da Telecolor, diretta a stadio, offrirà 3 ore live con collegamenti dal Massimino e commenti da studio. A fine gara le interviste con i protagonisti. Trasferta complicata per il Messina che domani pomeriggio sfida al Vigorito la vice capolista Benevento. Nella formazione giallorossa assenti gli squalificati Emausso e Manetta. Sergio Colosi. Resettare e ripartire, anche se non sembra l'occasione migliore. Il Messina, ferito dalla sconfitta di Crotone e soprattutto da come è maturata, prova a riscattarsi a Benevento contro la vice capolista, a 7 punti dalla Juve Stabia. Per i giallorossi il margine di vantaggio dalla zona play-out si mantiene più che rassicurante, mentre quello di ritardo dai play-off non è mutato più di tanto. Il Messina ritrova l'ex Gaetano Auteri, che l'anno scorso chiuse con le sue dimissioni un girone d'andata disastroso, ma in grande spolvero dal suo arrivo in Campania, con 8 vittorie e 3 pareggi che hanno spinto il Benevento nel gradino più alto del rendimento dopo il giro di boa. Appuntamento reso ancora più difficile dalle assenze degli squalificati Emausso e Manetta, principali punti di riferimento nelle rispettive fasi offensive e difensive. Pronti a sostituirli Plesce e Polito. La trasferta con il Benevento, privo di Caric, Starita e Improta, è la prima di 2 consecutive, a seguire l'incontro di Latina. 2 gare che all'andata non fruttarono alcun punto ai peloritani, che invece vogliono chiudere al più presto il capitolo salvezza. Nei 13 precedenti, 6 successi dei Sanniti, 5 pareggi e 2 vittorie degli ospiti. In Serie B, vigilia di match per il Palermo che domani sfiderà fuori casa il Lecco, ultimo in classifica. Corini crede ancora alla promozione diretta. Marco Gullà. Il Palermo crede ancora alla promozione, seppur i punti di distacco dalla Cremonese, che è seconda, sono 7. E lo stesso allenatore Eugenio Corini, alla vigilia del match contro il Lecco, fuori casa, a provare a dare una scossa all'ambiente, depresso dopo le 2 sconfitte consecutive contro Ternana e Brescia. Ma il fatto che noi ci proveremo fino alla fine è indubbio, e questo lo metto, come ti posso dire, in maniera ufficiale, che per noi la partita di Lecco vuol dire riniziare un percorso, vuol dire vedere che dobbiamo fare bene noi, perché senza fare punti noi non puoi sicuramente scalare la classifica, e magari quello che è capitato a noi in queste 2 partite può capitare a qualche altra squadra che in questo momento c'è davanti in classifica, però noi dobbiamo ripensare a fare il nostro. E di conseguenza, come vi ho detto, lo dico da 13 partite fa, che c'erano un sacco di punti ancora da fare, ce ne sono ancora tantissimi, perché 10 partite valgono 30 punti. Forse 10 finali, la prima domani a Lecco, ultimo in classifica, che nelle ultime 5 partite ha fatto un solo punto. Ma in B non ci sono gare dall'esito scontato, ecco perché il Palermo deve tenere alto il suo livello di guardia. Corini sta pensando ad un cambio modulo, un 4-2-3-1 con l'avanzamento di Ranocchia assieme a Di Francesco e Di Mariano a supporto di Brunori. In difesa tornerà titolare Ceccaroni. Domani fischio d'inizio alle 16:15, oltre 1000 tifosi rosanero presenti. Ci fermiamo qui, è tutto per questa edizione di Sicilia 24. Grazie per averci seguito, vi lascio alla trasmissione Il Punto. A tutti buon pomeriggio.